QDPnews.it, siamo a Segusino dove l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Guido Lio ha indetto questo incontro pubblico sul tema dei profughi che negli ultimi giorni stanno invadendo il nostro territorio. Sentiamo che cosa ci dice il sindaco. Guido Lio, sindaco di Segusino, il perché di questa serata? Così per un chiarimento anche con la popolazione, visto l'evolversi precipitoso del fenomeno immigratorio, quindi è giusto che ci sia una serata dedicata a questo. Ecco, la prefettura è già stata, come dire, bloccata perché non ci sono alloggi qui a Segusino, anche i privati però non sembrano intenzionati ad accogliere, insomma. Sì, sembra che sia così, però con il degenerare della situazione socio-economica, appartamenti sfitti, case da vendere e quant'altro, è stato preparato un terreno fertile per gli acquisti dell'ultima ora. La posizione comunque del comune di Segusino resta quella del no. Sì, è quella del no, adesso faccio un incontro un po' con i cittadini, chi è interessato, e poi convocherò il consiglio per adottare una linea possibilmente comune che sia unanime per una linea politica per la gestione dei nostri immobili che siano destinati a tutto fuorché a creare casini in paese. Ecco, la situazione generale è quella comunque di confusione, di caos. Ci sono delle possibili soluzioni? Sì, semplicemente riportarli da dove sono stati presi. Lo Stato italiano deve accettare di aver sbagliato dall'inizio alla fine tutta l'operazione, costerà, però li devono riportare da dove sono arrivati. Il caso della Francia è quello più emblematico, come mai lì succede e qui no? Perché è uno Stato serio che tutela l'ordine, contrariamente al nostro Ministero degli Interni che tutela il disordine, e così di conseguenza le prefetture che sono comandate, però io come sindaco, se ho il mio superiore che mi dice che devo spacciare droga e ho giurato di non farlo, non lo faccio, so che è un ordine che è sbagliato. Ecco, il rischio in questo caso è che organizzazioni anche criminali si infiltrino in questi passaggi, anche in queste locazioni, subaffitti, per questo caso profughi. Non è un rischio, è una cosa che sta già accadendo, già la cronaca lo denuncia, e adesso si tratta appunto di capire quante persone sono disposte appunto per questa lunga mano mafiosa ad essere disponibili a dare i propri locali per questa emergenza, che è un'emergenza tutta italiana perché se la sono creata solo in Italia. Io ho fatto l'immigrante 40 anni, per passare la frontiera ho dovuto passare la visita medica. Quando ho fermato alla frontiera ho passato la visita medica e mi hanno fatto andare a lavorare. Qui arrivano come la tempesta, non sai chi è, cosa fanno, niente, non si sa niente. Da qui mi sembra che l'Italia è un disastro perché la popolazione non decide niente, tutto si decide sopra e ci mettono davanti a fatti compiuti. Segusino, se volessimo posto ce n'è almeno per 30 persone. Bisogna dividere il problema in due aspetti. C'è l'aspetto umano che fa sì che tu abbia una certa compassione per questi poveracci che fuggono dalle guerre, in parte perché la maggior parte non chiede asilo politico. D'altro lato è invece l'incapacità assoluta, l'impossibilità anche del governo italiano a collocare questi immigrati in zone che siano dignitose. Sono delle guerre, così è giusto che i profughi sono sempre stati, è giusto, però è l'unico Stato al mondo, penso, che quando arriva uno straniero e non vuole dare le sue generalità, perché questa è una cosa, è impossibile, io non so chi sei, perché devo accettarti?